Domenica 29 ottobre, prima corsa dall'Arcoveggio. Ritirato Ussaro Egral, sono 7 al via, 2 Classica Matto, 3 Calvados Griff, 4 Xenox B, 5 Briscola Matley, 6 Ubibocco SM, seconda linea, 7 Vasterbo Sky High, 8 Riz B. In chiusura i favori per Briscola Matley, numero 5 Cosimo Cangelosi in sediolo, parte piano Ubibocco SM, mentre Briscola Matley in poche battute vola al comando nei confronti di Classica Matto. All'esterno per il momento Calvados Griff, che poi cerca di accodarsi e lo fa in meno di 100 metri. Prova subito a risalire all'esterno Ubibocco SM, ma intanto se ne vanno i primi 200 metri completati in 16 da parte di Briscola Matley, che guida su Classica Matto, e Calvados Griff, che concede qualche lunghezza. Quarto iniziale che se ne va in 29,9, e siamo ora a metà della piegata, con situazione che vede Briscola Matley in vantaggio, Classica Matto in scia, in terza posizione rimane Calvados Griff, all'esterno Ubibocco SM che prova a risalire, sopravanza Vasterbo Sky High che probabilmente ne prenderà la schiena. Intanto se ne vanno i primi 800 metri di gara completati in un minuto appena abbondante. Ubibocco non riesce per il momento ad avvicinare Briscola Matley, che va via di buona lena. In seconda posizione si mantiene Classica Matto davanti a Calvados Griff. Ora Ubibocco avvicina e copre Classica Matto, ma davanti c'è sempre Briscola Matley, che ha allungato decisamente, arriva ai 3/4 di miglio in 1:29,6 con un quarto in 29,5. Ora prende 2 lunghezze di margine da Classica Matto, che è in difficoltà. Ubibocco invece prosegue nella sua progressione, è seguito da Vasterbo Sky High, gli altri più discosti, completamento della curva, retta d'arrivo. Briscola Matley ha ancora una 4-5 lunghezze di margine e nel finale controlla agevolmente la situazione per vincere agevolmente, mentre Vasterbo Sky High fa su il secondo posto piegando sul palo Ubibocco SM. 1:58,8 sul mio cronometro, 1:14 il ragguaglio conclusivo per Briscola Matley e Cosimo Cangelosi, che d'un fiato fanno il miglio all'Arcoveggio, vincono questa prima prova d'apertura e con media di 1,14 secca al chilometro vincono questa prima prova. Secondo posto per Vasterbo Sky High, al terzo finisce Ubibocco SM, Cosimo Cangelosi in salchi e al training per conto della signora Manuela Proli.